Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati in diretta con 20:10, l'appuntamento quotidiano con l'approfondimento delle notizie, dei fatti della giornata e della settimana. Questa sera continuiamo a parlare di alpini, la giornata di oggi con l'alzabandiera in Piazza della Vittoria a Treviso, ma anche nelle altre sedi, da Cimagrappa a Fagarè della Battaglia a Moriago. Si è inaugurata ufficialmente la 90ª adunata del Piave. Di questo parleremo appunto questa sera con l'assessore alla cultura del comune di Treviso, Luciano Franchin. Buonasera assessore, grazie per essere qui con noi, e con Giovanni Favaretto, vicecomandante della Polizia Locale di Treviso. Buonasera comandante, grazie per essere ancora qui con noi. Ormai diciamo è una vecchia conoscenza della trasmissione, nel senso che più volte in queste giornate così calde per la viabilità nella zona di Treviso, a causa proprio della dunata degli alpini, abbiamo avuto modo di parlare con lei per fare il punto della situazione. Allora ci dia subito in diretta un primo aggiornamento. Con oggi diciamo è ufficialmente iniziata la dunata e con oggi si è anche chiusa la fascia più ampia della città, la zona blu, no? Siamo partiti con la zona rossa, la zona arancione, man mano ci si sta allargando. Come sta andando? Sì, oggi la dunata è partita oggi, ma per noi è già partita ieri, perché già da ieri abbiamo operato le chiusure della zona rossa e della zona arancione, che già da ieri non hanno creato nessun tipo di problema. Già dal mattino il traffico era notevolmente calato rispetto ai giorni ordinari e nel pomeriggio la città si è svuotata naturalmente, senza nessun problema, senza operare rimozioni, senza polemiche, senza code, senza disagi. Oggi in realtà la zona blu non è stata chiusa, in quanto il traffico era sotto controllo. Quindi l'ordinanza ci consentiva questa flessibilità nella chiusura della zona. È una sorta di zona cuscinetto, una diciamo, zona cuscinetto, che si da chiude in caso di emergenza. L'emergenza non c'è stata, perché evidentemente sotto gli occhi di tutti il traffico era assolutamente normale, come fosse un qualunque giorno lavorativo, tranne che il PUT era una bella zona pedonale con le biciclette, i pedoni. Quindi insomma, fortunatamente insomma, la città ha retto bene. Assessore, questa prima ondata di arrivi, lei ci diceva, si parlava prima di cominciare la trasmissione, è reduce da tutta una giornata intera in giro per la città. Innanzitutto che impressione ha avuto di come Treviso si sta preparando a questa invasione pacifica delle penne nere? È stata una giornata, buonasera a tutti gli ascoltatori intanto, è stata una giornata intensa e anche emozionante dal punto di vista, come dire, istituzionale. L'alzabandiera in Piazza della Vittoria al Monumento dei Caduti, poi l'inaugurazione della cittadella al Patinodromo e poi anche i gonfaloni, insomma una giornata all'aria aperta, una giornata bella, molto tranquilla, molto serena. Persone molto, come dire, consapevoli di dove erano e di cosa stavano facendo, grande rispetto istituzionale, e tutti hanno cantato, quasi tutti hanno cantato l'inno d'Italia. Ecco, a me è sembrato un buon avvio e quindi anche un buon viatico per i prossimi giorni. Ecco, l'impressione che abbiamo avuto anche vedendo le immagini, infatti, è stato quello di una grande folla in città, perché questa sera veramente il centro storico della città era pieno di gente, ma persone veramente con la voglia di vedere la città, di divertirsi, ma in tranquillità, famiglie con bambini, tante persone che facevano la passeggiata serenamente. Sì, è questo che noi amministrazione, io personalmente come assessore alla cultura, ma anche come cittadino, è questo che mi piacerebbe che continuasse, ovvero Treviso è una città della bellezza e la bellezza in qualche modo va sempre rispettata e anzi, come dire, induce, invoglia al rispetto.
E essendo così una città piena di angoli belli, io sono convinto che affascinerà anche gli alpini e saremo tutti contenti del loro rispetto e della capacità loro di godere insieme a noi una città che veramente è aperta e disponibile. Ecco, che si presenta comunque in un aspetto sicuramente diverso da quello che si può vedere nel resto dell'anno. Il centro e anche tutta la zona intorno alle mura è stata trasformata in una sorta di accampamento, di cittadella, di bancarelle, un volto decisamente diverso, no, per la città. Un volto nuovo, un volto diverso, un volto che forse a qualcuno può piacere, ad altri meno, insomma, però che ha un grosso vantaggio, che la città si vive a piedi e in bicicletta. E ho visto veramente, molti cittadini mi hanno fermato, mi hanno scritto, insomma, ecco, questa possibilità di girare tranquillamente anche con le famiglie, con i bambini, le carrozzine di qua e di là, insomma, è una vera occasione per pensare che forse alcune cose della nostra città si vivrebbero meglio in una dimensione diversa, magari con meno bancarelle, magari con meno così presenze un po' come dire invadenti, ma in ogni caso si vivrebbero meglio vivendo così a contatto anche con le altre persone, camminando, in bicicletta, chiacchierando. È un bel vedere, devo dire. Insomma, prove tecniche di pedonalizzazione allargata? Non lo so, spinta, diciamo, non lo so, deciderà la giunta, deciderà il sindaco. Certo che una città, ho sentito alpini che mi dicevano, non è una cosa che invento al momento, ma mi dicevano proprio oggi pomeriggio ai Gonfaloni, ma è bello camminare in una città che è per i pedoni. Loro stessi, che magari vengono da città che non sono pedonalizzate, più o meno, insomma, si accorgevano di questa bellezza goduta, ecco, camminando. Quindi, per carità, può venirne fuori qualche ragionamento in seguito, va bene, lo faremo. Ecco, comandante, voi che siete tutta la giornata sulla strada e che in questi giorni a maggior ragione avete modo di confrontarvi con i cittadini, quindi anche di prendervi le lamentele, gli improperi, se ci fossero, che sensazione avete avuto? I residenti, i trevigiani, come hanno preso questa 3 giorni abbondanti di città chiusa alle auto? Relativamente alla città chiusa alle auto nessun problema, veramente. L'informazione fatta in via preventiva è stata talmente efficace che ha raggiunto chi doveva sapere e la gente ha saputo, si è informata e quindi non ha subito nessun disagio, veramente nessuna lamentela dal punto di vista della circolazione stradale. Nessuno ci ha scritto, nessuno ci ha telefonato, qualche richiesta di informazioni in più. La gente non è abituata ad andare a piedi, ha dovuto reinventarsi pedone o ciclista, ma in realtà dal punto di vista della viabilità è stato secondo me un successo. Ecco, le chiedo, così ci dà nel caso anche una notizia. Ne parlavamo ieri con il vice sindaco Grigoletto, ci sono stati anche dei sequestri di trabicoli. L'ordinanza comunale prevede il divieto ovviamente di utilizzare questi mezzi non per infierire sugli alpini, ma perché si tratta di mezzi pericolosi. Oggi com'è andata? Hanno capito oppure continuano a esserci... Non hanno capito molto, la lezione non è servita, infatti prima di venire via abbiamo sequestrato altri 2 trabicoli, uno in lungo sulle Mattei, uno in pieno centro, tutti e 2 abbastanza pericolosi, tipo veicoli autocostruiti, una sorta di macchina agricola un po' modificata, insomma. Ecco, quindi approfittiamo per lanciare nuovamente l'appello: questi mezzi non devono essere utilizzati, c'è un'ordinanza che lo vieta, lo ripetiamo, appunto è proprio per la sicurezza degli utenti. Ieri addirittura uno di questi mezzi era senza assicurazione perché non omologabile, insomma, presumo. Ecco, mi segnalano dalla regia in questo momento che abbiamo un collegamento, ecco, vedo Lucio Zanato, il collega Lucio Zanato in Piazza dei Signori a Treviso, con lui, se non ero, il governatore Luca Zaia. Lucio, a te la linea.
Grazie Marta, buonasera ai nostri telespettatori di Antenna 3, sono con il governatore Luca Zaia, è appena terminata la cerimonia della bandiera di guerra che vi abbiamo raccontato durante il telegiornale. Presidente, un commento su questa prima giornata degli alpini a Treviso? Strepitosa, eccezionale, i miei complimenti al presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero e a tutti gli alpini, alle sezioni di Vittorio Veneto, Conegliano, Valdobbiadene e Treviso per questa eccezionale organizzazione che rappresenterà la madre di tutte le adunate. Senta Presidente, per la prima volta 4 sezioni insieme, poi dicono che il Veneto non fa squadra. Il Veneto fa squadra, fa sempre squadra il Veneto. Il Veneto farà bella figura, è una festa di popolo e soprattutto avremo più di 500.000 persone. Grande organizzazione, grande animazione e soprattutto grande rispetto delle regole. Cosa si aspetta per i prossimi 2 giorni qua? Un fiume di persone, c'è già adesso un fiume di persone, quindi un invito a tutti i trevigiani, ai veneti, a quelli che ci stanno ascoltando di partecipare a una festa di popolo nella totale e piena tranquillità e soprattutto con la sicurezza, quella sicurezza che comunque c'è, perché molti magari sono preoccupati della troppa folla che non accada qualcosa, c'è molto controllo, molta sicurezza. Senta, abbiamo parlato di Veneto che fa squadra, però c'è il problema della pedemontana, mi sembra che c'è la Corte dei Conti che fa poco a squadra con la Regione. No, guardi, noi abbiamo un'ottima collaborazione con la Corte dei Conti. Certo è che io dico sempre, noi amministratori ci troviamo spesso a prendere decisioni importanti. La pedemontana, che è un vecchio progetto del 1990, l'attuale progetto del 2002, appaltata nel 2006, aggiudicata nel 2009. Ecco, questa infrastruttura, che è la più grande in Italia in cantiere, con 95 km, unisce Montecchio con Treviso Nord e quindi Villorba. Sono 16 caselli, 38 comuni attraversati. È in un momento di stallo, si può sbloccare e concludere in 2 anni e mezzo, 3 anni, questo è il dato, quindi c'è già, si vede, 95 km, noi proponiamo una soluzione, ci piacerebbe avere il parere preventivo, come diciamo, lo dico sempre ogni volta che vado in Corte dei Conti, però mi sembra di capire che c'è la preoccupazione per i danni erariali in questo paese, però poi quando tu chiedi prima, senti si può fare, sta in piedi, ti dicono beh fa e poi ti dirò se c'è il danno. Senta, ma allora questa pedemontana per la prossima adunata degli alpini sempre a Treviso, ci sarà questa pedemontana? Guardi, io posso garantire che presenteremo nelle prossime giornate una soluzione, la soluzione che sta in piedi, che è rispettosa delle indicazioni avute a livello nazionale dalle diverse istituzioni, tra le quali la Corte dei Conti, dopodiché se questa deve diventare terreno di battaglia della politica mi chiamo fuori, io faccio gli interessi della comunità, non rubo, non vado a chiedere favori, sono chiamato a risolvere i problemi, se poi c'è qualcuno che gode del fatto che ci siano i problemi perché deve prendere voti, e boh, ne prendo atto. Ci sono domande da studio? Sì, Lucio, allora noi volevamo vedere un po' come sta andando in questo momento dalla diretta con le nostre telecamere l'afflusso delle persone in piazza. Dovrebbe essere una serata di grande afflusso di persone. Certo, adesso noi poi nel corso del nostro secondo collegamento lo faremo. L'ultima battuta la do al governatore. Governatore, la prossima è la Triveneta a Vittorio Veneto. Sì, la sosteniamo, la facciamo, la si farà. È la festa dell'alpinità che sta sempre più diventando sempre meno marcorda, sempre meno ricordo, sempre più festa di solidarietà, dei veri valori. Insomma, se tutto il mondo incorporasse, incarnasse i valori dell'alpinità sarebbe un mondo migliore. Abbiamo visto una Treviso rimessa a nuovo proprio dagli alpini. Sono stati bravi e noi li abbiamo sostenuti perché siamo, penso che lo possiamo dire senza problemi, siamo il main sponsor come dicono gli inglesi, cioè li abbiamo voluti sostenere e li sosteniamo. Le dico solo che a livello di sanità si è organizzato di fatto un ospedale per una città di 500.000 persone e quindi con un sacco di presidi, un sacco di ambulanze, 56 ambulanze che girano per la città e pronti anche lì sul pezzo, ma gli alpini sono eccezionali. Lascio andare il Presidente perché c'è la fila di gente che vuole fare i selfie con lui. Grazie Presidente. Buona serata. Buona serata a tutti. Prossimo collegamento, ci spostiamo in un'altra piazza per vivere insieme questa prima nottata della 3 giorni alpina a Treviso. Linea allo studio. Sì, grazie Lucio. Allora si parlava anche di quello che è lo spirito, il vero spirito della dunata, perché non dimentichiamolo, questa 90ª dunata è stata assegnata a Treviso, una delle ragioni per cui è stata assegnata a Treviso è proprio perché è la dunata del Piave, la dunata del centenario e questo è stato sottolineato più volte anche dai vertici dell'ANA, si è come dire riflesso in tutta una serie di attività culturali, Assessore, che sono state
state portate avanti a Treviso, ma anche in tutto il territorio, con le scuole, con i ragazzi, con i giovani, con la città intera, proprio per portare avanti tutta una serie di valori e di iniziative legate alla cultura. Sì, la Dunata, questa straordinaria Dunata, arriva in un momento importante per la città di Treviso, perché si inserisce in modo assolutamente straordinario in un processo che sta andando avanti da alcuni anni, ovvero in un processo di apertura della città e di sviluppo delle attività culturali. Non mi meraviglio che, come dirò tra poco, molte delle preoccupazioni, come dire, degli organizzatori della Dunata siano state rivolte proprio agli aspetti culturali, perché Treviso da qualche anno è in una vera situazione di, noi diciamo, no, spesso rinascimento. Ci siamo trovati nella opportunità, anche nella necessità di avere straordinarie mostre, da Escher a quella sugli impressionisti, avere un museo nuovo, il Bailo, che è straordinariamente importante, continua ad essere al centro dell'attenzione non solo trevigiana ma internazionale. Le associazioni trevigiane, le associazioni culturali trevigiane, le vedo costantemente in una situazione di effervescenza. Sì, c'è un fermento incredibile, incredibile dal punto di vista del teatro, della musica, della letteratura. Abbiamo in questi anni mobilitato 5 festival. Sole Luna, Carta Carbone, Treviso Comic Book Festival, il Festival della Filosofia per la prima volta a Treviso da un paio d'anni, il Festival della Statistica. Quindi anche gli alpini, come dire, hanno colto questa situazione di innovazione della città di Treviso. Prima di venire qua io sono andato a inaugurare una bellissima mostra che invito veramente tutti ad andare a vedere a Monigo, di cimeli della prima e della seconda guerra mondiale. Gli alpini sono stati la scintilla di tante cose, ma hanno trovato il terreno su cui questa scintilla poi è diventata un fuoco. Al Palazzo di Trecento c'è una bellissima mostra sulla Serenissima, a Casa Robegan, nostra sede museale, che abbiamo concesso con grande gioia, una mostra su Monsignor Longhin e sul tenente Tandura, a Spazio Paraggi disegni sugli alpini fatti da giovani e da grafici importanti. Insomma, c'è veramente una effervescenza culturale e credo che il fatto che ci siano questi momenti culturali durante la sfilata sia il segno che evidentemente il COA, il comitato organizzatore, ha capito che Treviso è sulla strada della cultura e quindi si sono inseriti in modo veramente efficace. Ecco, poi vedremo meglio molti di questi eventi culturali legati anche proprio a una riscoperta di quella che è la nostra storia, di quella che è una parte così importante della storia per il nostro territorio. Ci fermiamo però per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra pochissimo restate con noi. e 10, rieccoci in diretta. Stavamo parlando della Dunata degli Alpini con l'assessore Luciano Franchin per quanto riguarda gli eventi culturali e con Giovanni Favaretto, vice comandante della Polizia Locale di Treviso, per quanto riguarda la logistica e quindi i problemi eventuali e i consigli. Tra poco, prima di chiudere, ce li darà per arrivare a Treviso nella maniera migliore, riuscire a giungere in città, a parcheggiare, a muoversi e a godere nelle prossime giornate di sabato e domenica di questa bellissima adunata. Assessore, stavamo parlando prima della pubblicità degli eventi culturali legati alla Dunata, legati in particolare alla Grande Guerra. Ce ne sono tantissimi, ce n'è qualcuno in particolare che lei voleva citare? Tra le cose che l'amministrazione ha programmato in questo contesto, che è il centenario della Grande Guerra, non dobbiamo dimenticarlo,
una serie di conferenze, una serie di progetti, una serie di eventi che abbiamo chiamato Grande Guerra. Qui se qualcuno magari avrà occasione di andare in giro per la città troverà questo volantino con tutti gli eventi e eventi del 2017, perché in realtà questo progetto va avanti fino a metà del 2018. Quindi l'effetto adunata possiamo dire continuerà sicuramente e sulle mura dell'adunata noi stiamo lavorando con un grande progetto 500 giorni per 500 anni. Ricordo che ci sono anche i 500 anni di questo grandissimo monumento sul quale abbiamo investito attraverso conferenze. C'è un concorso fotografico, fra poco proclameremo il vincitore, che facciamo in collaborazione con tante associazioni, con tante realtà. A me piace questo discorso della rete, perché faccio l'esempio del progetto sulle mura, lo facciamo assieme a Fondazione Benetton, lo facciamo assieme all'Istituto Alberini, lo facciamo assieme al Liceo Artistico, lo facciamo come amministrazione ovviamente. È una capacità di fare in rete. Mi scusi se la interrompo, no, Assessore, perché proprio oggi abbiamo visto, è stato restituito anche alla città un piccolo tratto di mura che è stato sistemato, pulito e restaurato dagli alpini. Grazie, veramente, sono stati bravi, ho visto le mura rinate e questo è veramente bello. Il 2017 sono 100 anni da Caporetto. E gli alpini lo hanno ricordato anche in questi giorni nei discorsi ufficiali. E Caporetto vuol dire, per la nostra città e per il nostro territorio, vuol dire profughi. Vuol dire che i cittadini trevigiani della provincia di Treviso, della città di Treviso, sono andati profughi in giro per l'Italia, spinti dalla guerra. E credo che questo 2017 dovrebbe essere anche questa una occasione per riflettere, non solo per commemorare, ma anche per riflettere sulla nostra storia, che è tragicamente ripetuta, e credo che sia veramente questa una delle grandi opportunità anche di questa adunata. Chi si lamenta dell'adunata la legga come una opportunità, come una grande occasione per dire: ma cosa è successo 100 anni fa? Ma cosa hanno fatto gli alpini? Che cosa ne è stato dei trevigiani e degli abitanti della provincia? Treviso, il comune di Treviso, lo ricordo sempre perché è un fatto molto importante, il comune di Treviso, il sindaco, gli assessori, i documenti sono andati a Pistoia. Siamo stati profughi. Ecco, credo che questo possa essere un elemento sul quale vale la pena di riflettere in occasione dell'adunata. E di prendere quindi spunto anche per un discorso da farsi, come si diceva, più avanti, e che possa andare avanti anche oltre l'adunata, per questo messaggio, insomma, che gli alpini lasciano nel territorio dove arrivano. Torniamo ora però agli aspetti della logistica, Comandante. Sono in tantissimi, si parlava di 500.000 persone, 500.000 gli arrivi previsti in questo fine settimana nella città di Treviso. Molti di coloro che ci stanno ascoltando, magari nelle altre città del Veneto, hanno in programma di arrivare a Treviso. Che cosa è bene sapere, che cosa è bene fare per arrivare senza intoppi e potersi godere in tranquillità questa adunata? La cosa principale da fare dal nostro punto di vista è quella di utilizzare l'ampissima rete di mezzi pubblici che MOM ha messo a disposizione e RFI ha messo a disposizione, con un ampliamento della rete ferroviaria, delle corse di treni, e MOM ha messo in campo il 200% delle sue potenzialità per garantire una rete di trasporto pubblico locale che è veramente efficace e efficiente. Oggi la navetta, quella famosa linea gialla che corre attorno al PUT, era carica di persone, tanto che domani la raddoppieranno. Ecco, questa è una notizia, quindi anche questa, da domani verrà raddoppiato il numero di corse, insomma, il pullman più grande, perché si sono resi conto che in realtà l'infrastruttura che avevano messo era sottodimensionato rispetto alle reali esigenze dell'adunata, quindi un grande successo da parte di MOM del trasporto pubblico locale. Quindi ricordiamolo, chi vuole prendere la navetta deve andare dove?
Ovunque nel PUT, a partire dalla stazione fino ad arrivare al mercato della frutta, piuttosto che dall'ospedale, e comunque lungo tutto il circuito del PUT. Tra l'altro c'è anche un biglietto unico al costo di 5 euro per tutti i giorni della donata, per cui chi rimane in città per più giorni può in qualche maniera sfruttare anche... Concorsi limitate per tutti e 3 i giorni, riservati non solo agli alpini che frequenteranno la donata, ma a tutti coloro che desiderano fruire del mezzo pubblico. Ecco, chi non arriva con il mezzo pubblico ma arriva con l'auto, per esempio dal casello autostradale, dove deve parcheggiare, cosa deve fare? Velocissimi, stiamo per chiudere. Flash ex Marazzato, zona aeroporto. C'è un amplissimo parcheggio dedicato alle auto che speriamo sia sufficiente per garantire un servizio congruo e per ospitare tutti i nostri ospiti di questa fantastica Ecco, quindi informazioni preziose per evitare quel temuto maxi ingorgo, no, che si teme soprattutto per la giornata di domenica, quando ci sarà la sfilata. Che dipenderà essenzialmente dai bus turistici, però, non dalle macchine. Oltre 2000, no? Oltre 2000 sono attesi, oltre Quella 2000. è la criticità vera a cui dovremo andare incontro e affrontare. Quindi speriamo che non ci sia questa criticità e che tutto si svolga nel migliore dei modi. Assessore, per chiudere questa puntata, un messaggio che lei vuole lanciare ai trevigiani e anche a tutti coloro non trevigiani che visiteranno in questo fine settimana la nostra città. Io voglio ripetere quello che avevo detto prima: questi grandi eventi, le mostre che portano tanta gente, e la donata degli alpini eccetera, devono essere vissute e lette come delle grandi opportunità non solo dal punto di vista economico, commerciale, ma anche per conoscere altri e farsi conoscere agli altri. La città di Treviso ha l'opportunità di farsi conoscere. Io non ho mai sentito parlare così bene di Treviso e in termini così positivi come in questi ultimi tempi. Stamattina ho sentito il GR2 mentre mi facevo la barba: a Treviso venite, c'è la donata degli alpini. Treviso città bellissima, ma io credo che questo sia un risultato straordinario. La grande opportunità per conoscere, farsi conoscere, riflettere su alcuni avvenimenti e anche, come dire, condurre per mano i visitatori a far vedere le bellezze della nostra città. Ogni cittadino potrebbe diventare una specie di guida turistica che mostra agli altri le bellezze della città. Io lo faccio normalmente. L'orgoglio, insomma, di essere trevigiani e di approfittare di questi grandi momenti per farsi conoscere, per dire: guarda quanto siamo in grado di darvi ospitalità. Ecco, con questo appello quindi a tutti i trevigiani a fare da ciceroni anche per questi numerosissimi alpini che sono giunti in città in queste ore, chiudiamo questa puntata di 20:10. Grazie per essere stati con noi, grazie all'assessore Luciano Franchin e al vicecomandante Favaretto. A tutti voi una buona serata e una buona adunata. 20:10 torna domani sera, arrivederci.